Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati ancora qui con noi, amici dell'oroscopo, pronti per le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. Ci facciamo accompagnare quindi nei nostri 12 segni e iniziamo subito. Ariete, la vostra disponibilità al dialogo è genuina e nonostante i modi un po' bruschi, riuscirete ad abbattere qualche muro per dare una scossa anche agli affari. Serenità invece in famiglia, potrete costruire un ombrello capiente che vi metta al riparo da rovesci anche futuri. Toro, serie di messaggi rassicuranti inviati e ricevuti dalla Luna in Vergine in questo giovedì, concretezza nelle azioni, quindi progetti ben radicati e attentamente vagliati proprio da voi. Giornata favorevole anche per la carriera, emozionante invece per l'amore, che vi riserva non poche sorprese ma anche colpi di scena. Gemelli, aspetti celesti che mal si accordano con la vostra indole aerea, lo sappiamo, le questioni pratiche sono realisticamente al di là della vostra portata, diciamolo pure. Conti, bollette, il lavoro, la spesa, la casa, ci vorrebbe proprio una controfigura per stare dietro a tutto. Provate a procurarvela, no? Cancro, passiamo a voi, ma che bel giovedì vi aspetta, foriero di ottime notizie, di informazioni utilissime per la professione e di grandi novità invece in ambito sentimentale anche per voi. Tanti buoni aspetti nel vostro cielo odierno, quindi realisticamente potete aspettarvi il meglio, quasi il massimo. Leone, atmosfera discreta invece per voi, per il tono emotivo, in particolare molto soddisfacente per le finanze. La situazione, nonostante le previsioni, è ben solida, un bel sollievo quindi. Se siete il capo, il prestigio è tutto vostro, ma lo sono anche le complicazioni dall'altra parte che purtroppo vi seguono fino a casa. Vergine, la Luna passeggia nel vostro segno, accolta da Plutone, mentre Nettuno e Giove le voltano le spalle questa volta. Prospettive di successo, ma ci vuole la vostra lucidità. Il biglietto della lotteria del cuore, chiamiamola così, può farvi diventare ricchi di emozioni oppure deludervi. Dipende dalle aspettative, quindi dipende tutto da voi, anche questa volta. Bilancia, calma piatta, ma almeno nessuna fatica in vista. Per mettervi a lavorare aspettate l'ispirazione, oppure meglio, vi trastullate, tanto il weekend è vicino se volete pensarla così. Tutte le vostre attenzioni sono concentrate altrove in giornata, tra fantasie trasgressive e dolci sogni d'amore. Scorpione, nella coppia è guerra dichiarata, ma la tensione non trapela all'esterno, per fortuna diciamo. Con amici e conoscenti vi interfacciate con garbo e sicurezza in voi stessi per non perdere la vostra figura. Piacevoli, colti, profondi, gli altri vi apprezzano e vi stimano. Una nuova impresa invece può far sfogare l'irrequietezza, quella che avete dentro. Sagittario, tocca a voi. La professione è il punto fermo odierno. Tutto il resto dovrà o potrà attendere, ma già per il fatto di avere un'occupazione vi ritenete fortunati, anzi fortunatissimi. Insofferenti alla pur minima obiezione o critica? La sensibilità a volte è un'arma a doppio taglio, ricordatelo. Capricorno, la Luna in Vergine armonica a Plutone in questo giovedì è un semaforo verdissimo per la vostra attività. Proposte interessanti, aspirazioni ambiziose ormai prossime alla meta. Siete pronti a centrare l'obiettivo. Primavera mite all'esterno, pronta a riscaldarvi il cuore. I sentimenti infatti vivranno dei colpi di scena emozionanti a dir poco. Acquario, l'arma vincente per appianare dissapori, disarmonie e conflitti originati da vecchie ruggini è la comunicazione. Rimorginarci sopra, lo sapete, è inutile. Prove impegnative nel lavoro e nell'ordinaria amministrazione. Il consiglio delle stelle? Affrontatele con grandissima pazienza. E chiudiamo con i pesci. La Luna è diffidente dall'altra parte del cielo, ma a restituirvi la tranquillità ci pensano amici e parenti, pronti a condividere emozioni e pure interessi. Se il partner poi fa il difficile, non prendetelo troppo sul serio, non lo ammetterà mai, ma è geloso. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, noi ritorniamo domani ancora con tante novità da raccontarvi. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0